Mimo Bruno, presidente Conalp, ieri insieme all'Unimiri avete celebrato la festa dell'albero all'insegna della legalità. Cosa avete fatto? Abbiamo piantato 50 piante della macchia mediterranea attorno alla stele del giudice Livatino. Tanto lui ci teneva a questa festa dell'albero o diciamo dell'ambiente, che lui tanto attenzionava nelle sue indagini e come persona, perché voleva bene diciamo, alle piante, alla natura, al benessere della nostra terra. Avete piantato anche un albero di carrubo? Sì, esatto, perché è simbolo della legalità e dell'impegno. E quindi speriamo che queste piante crescano bene, si curano con la dovuta attenzione da parte anche delle associazioni e in primis del Comune. Quali sono le altre iniziative che avete in cantiere? Sabato prossimo facciamo la festa dell'albero a Punta Bianca, assieme agli amici di Mare Amico, che inizieremo questa collaborazione per fare di questo bene ambientale un'oasi di pace e di benessere, dopo i bombardamenti che sono avvenuti questi giorni con i carri armati.